chiude Bustiano Composto. Allora, io torno a esa frase de Filippo che este importantemente. Chi è esempio? Beh, noi siamo su disizio che tanto saldo non hanno espresso, che non ne narriamo, ma come te mai tu non credi, non delega, cioè non pone spero in un processo di liberazione come te curso dell'indipendentismo del nazionalismo sardo dessas espressioni è pur valida a dire su sociale. Come te mai? No, che è stato toccato disunito, non gosponite spari, non siete manco tra voi d'accordo, come te pensate che noi potremmo essere d'accordo con voi se voi manco andate d'accordo? Beh, e non che a fianco mio per Gavino Sales, per narrare che questo accordo beste, bisogna lo schiena date l'esperienza già per nuova, già tipo il de Sardos, bisogna lo schiena dell'esperienza della Sardegna possibile, cioè amo sposto paresi tutto le espressioni politiche sul fizzo politico di questa terra che anche tu pone in primo piano la responsabilità politica, cioè a un certo punto lo siamo esaminato, abbiamo fatto un esame, ma insomma noi se no chi te tacchiamo, cioè siamo o non capaci di esprimere qualche cosa di diverso che sia minimamente assimilabile a uno sistema in grado di contrastare il sistema dominante? Beh, e abbiamo provato e bisogna resistere. Guardate bene, noi ste chi abbiamo fatto un partito in un tutto canto la pensiamo a sa stessa maniera. No, noi siamo a colore. Siamo di sa stessa tavolozza, ma siamo un colore diverso. E abbiamo l'idea di pintare su stessi quadri, che in tutti i colori che abbiamo a disposizione. Un quadro che deve fare che sistema e che si deve porre in netta contrapposizione e disgiunzione che non nessuna possibilità di collaborazione che sul sistema antagonista occupante di questa terra. Che ormai è chiaro tutto, in questa terra va due sistemi politici, economici e culturali che sono in contrasto tra loro e che non sono conciliabili, che hanno interesse diverso. Iso scurano l'interesse del Stato italiano in Sardegna, noi scuriamo l'interesse del popolo nostro in Sardegna. Questo due sistemi non possono arrivare a un compromesso, o uno o l'altro. Cioè non vi esiste una maniera di andare, no, non sponiamo di accordo, non batto un accordo, che la libertà, come nella iata Giorgia Sproni, e sposarne una tesi del Cicerone che nella iata la libertà non è data da separare su mere buono rispetto a su malo, la libertà sta non va in nessun mere e sono in quella libertà non esiste un mere buono e un mere malo, la libertà è che hanno due sei sovrano in terra tua, ma non solo sul sistema occupante è un sistema occupante che è in terra anzena, cioè la terra nostra occupante pro conto di un altro di Stato, è un Stato che può essere buono o malo, ma a noi spacco interessa, però non che è uno sistema occupante. Non solo è uno sistema occupante chi non deve stare in questa terra che non priva della libertà, della sovrania, di decidere l'impeniente nostro, sul tempo benitore, di decidere anche del suo territorio, di decidere anche della sua cultura, di decidere come si decide in caso sia popolo libero. Ma è pure un sistema adesso disaccato. Sul danno che fa questo sistema non hanno fatto tutti i dominatori che sono colati in Sardegna a posto sparisi. È vero come è nato Gavino e l'ha scompreso lo cannato, cioè questo non ha morto metazzente, sono Michele, lo Savoia, sono Piemontese, sono lo Spisano, sono Romano, hanno morto metazzente, però noi siamo ginocchia. Che per fortuna
la popolazione è un bene rigenerabile, ricostruibile, cioè potete tornare alla schiena, sono convinto che hanno fatto, noi in Roma, cantar via, hanno celebrato la vittoria e sono colato giunto sull'arco del trionfo e 7 via, o 9 via, 9 via, e come te si ha, che te masini già hai sconfitto prima e la storia l'hai sconfitta dopo, che non è sconfitto noi, bene noi siamo in che siamo in questa terra, ma torno a sul concetto. Pur in questo sistema, i status umens possibile non si è apprenato la scopa de mele e lo scampo de margherita, noi comunque non siamo scherfito liberare. Ma questo sistema è puro del suo disaccato. E Boscheglio, lei che qualche cifra tanto può dichiarare, però non rende conto del quanto danno questo sofà, che ne considerare danno all'ambiente, danno alla salute, al suo territorio. In Chimbanno che sono venute a mancare 3.200 aziende. Oh, guardate, le 3.200 aziende. E scommente che abbiamo staccato una fabbrica tipo la Fiat in Sardegna. Queste aziende sono proprio mancate da questo apparato produttivo e da questo apparato occupazionale. Cioè sono venute a mancare praticamente de che missa posto di lavoro. Cioè, hanno stancato una fabbrica manna, solo che siccome non si tratta di fabbrica, ma si tratta di aziende che sono sul territorio, pare che sia una cosa che non emoziona più di tanto. Non si hanno caricato questa terra di burocrazia. Pensate che ogni azienda deve fare che 20 adempimenti a sanno. 20 adempimenti a sanno. Ma come è che un'azienda a resistere a una burocrazia di questo tipo? Un'amministrazione elefantiaca che ha posta clientela, chiaramente che ha tutto l'apparato clientelare che ha posto in ballare, che li serviti, che si può alimentare, può esistere come sistema. Praticamente questo apparato elefantiaco si mannica da 2,7 miliardi. Cioè quasi quanto la sanità ti chieste 3,3 miliardi. L'apparato elefantiaco dessa amministrazione che è dato dal regionale, da tutto questo gente che bisogna, agricoltura, pastoria, eccetera, eccetera, influiti per 2,7 miliardi. Una cosa impossibile. Che 46.000 occupato in questo apparato elefantiaco, che in un'incidenza di uno occupato in questo settore non si battono abitanti, che hanno la media del Stato italiano è uno di 11 abitanti. Quindi saremo veramente in una condizione proprio di classe indotta pro mantenere una dominazione. Ed è servita a qualche cosa questo? Non hanno messo in qualche cosa? Beh, andiamo a vedere per esempio questa parte della continuità territoriale. Sono andato a baitare la statistica, cioè indice che serve per misurare l'isolamento di un territorio. Beh, alla scritta scala l'indice di isolamento della Sardegna è 23, cioè 32. 32 e siamo sicuri a Menorca e a Corsica. Menorca con 30 chimbe e Corsica con 23. E siamo sul codice sull'indice di isolamento di Sardegna è un quinto praticamente dell'isola di Pasqua, che è 149. Cioè passate per un pacco e siamo che sul livello che abbiamo noi di interconnessione, naturalmente per chi ha deciso cosa fare. Parola magica della continuità territoriale, poi abbiamo visto che continuità territoriale assolutamente non si tratta. Poi andiamo all'altro gioco, per esempio piccamolo, non mi chiedo di firmare metà, ma che cosa con la che io ha che scomprendere? Andiamo alla truffa delle accise. Le accise sono cosa la tassa che si paccano sopra per esempio dei idrocarburi. Cioè le scritte che noi in Sardegna produciamo che sa salas che cagliema, o che non cagliema, la sala resta in cue, e producono in cue a saine poi è praticamente quasi il 70% del suo PIL sardo, cioè dell'esportazione della Sardegna sono dei idrocarburi. Beh, commentano il futti in cue, è facilissimo.
Cioè noi incassiamo circa 600 milioni, una cosa del genere, incassiamo da essa accisa del consumo. Ma noi los idrocarburi los produciamo e commente non futini. In una leggenda semplicissima. 18 dicembre mi pare che è su 89, no, più o meno bene la data, che in una leggenda dei Minguni, che ha che in modo che il prodotto non viene stata praticamente commercializzato in sa produzione, ma viene commercializzato quando si configurata. Te che renare sconfigurata, che il gasolio diventa o gasolio agricolo, o per autotrazione, o per riscaldamento, eccetera. E in un si configurata questo gasolio. Si configura in Livorno, in Civitavecchia e comunque in deposito fiscale, che sono tutto canto, guarda caso, postosi in continente. E canto per timo noi, de accisa, che in questo io chiedo, banale ma funzionale, per 2,5 miliardi a sanno, per dire. E badate bene che la accisa sulla produzione sono una schitta proprio per compensare la Sardegna per subatto che la Sarasa causa un inquinamento metà volte sul territorio. Prima ha nato che la accisa la dobbiamo incassare noi, poi ancora la raspa e la accisa la si incassano i soldi. Tutto ciò chiedono, ma perché su io degli accantonamenti? La Serentese in questo dire, questo affare degli accantonamenti, cioè la regione Sardegna pacca 40 milioni a sanno di accantonamento all'Stato italiano e te batti in questo accantonamento contributo al servizio sanitario nazionale, cioè praticamente noi non spacchiamo tutta la sanità in Sardegna sta carico nostro, 3 miliardi e 300 milioni di euro. L'Italia non pone manco una siringa. Dopo l'accordo del solo sull'articolo 8 del statuto, noi stiamo spaccando tutta la sanità, tutta la continuità territoriale e tutto lo trasporto interno, cioè tutto questo spostare schedito in giranna de Gaia, abbia che ne mancuno, che ne nessuno è intro, sono tutto a carico nostro producendo 40 milioni a sanno. Ma tornando su dell'articolo 8, in questo articolo 8 non che deve a noi ritirare la questione della sanità, che a noi la sanità la dobbiamo spaccare, no, spacchiamo sul contributo alla sanità italiana. E non veniva questo, hanno ritirato il ricorso, la Cappellacci si è permesso di anche sul ricorso, non come può vantare a Cappellacci, il Cappellacci è un sottoprodotto su Matessi dessa cultura politica italiana. Ma questo gallo pur realista del Sure hanno ritirato il ricorso e badate bene che tutte le altre regioni del statuto speciale sul ricorso lo sono vinto, cioè praticamente abbiamo presentato tutto pari sul ricorso. Se la Sardegna lo ha ritirato, che hanno fatto di voi, tu è pissa, tu è cacca e lo hanno posto sull'attenti e hanno ritirato il ricorso. Lo altri invece il ricorso l'hanno vinto e si è stato a debito tornare sulla cifra dell'accantonamento. E tanto noi stiamo facendo una scommessa a metà manna, guardate bene, chi vuole su che stiamo facendo ha un valore storico e politico per il manno di noi stessi. Cioè forse non siamo pure all'altezza, siamo minorenni. Però sono fatto questo, che non siamo girati dai secoli a baitare, si va a qualcuno per il manno di noi, che lo poteva fare, non va nessuno. Cioè, o l'abbiamo noi o non lo ha che nessuno. Questa è scommessa. O l'abbiamo noi o non lo ha che nessuno. Quindi noi il minorenni non dobbiamo rendere conto che posto spari potremmo fare che era un umano. Ecco poi i testi non siamo esposti a fare. E chi è non è intro di autodeterminazione? Non è chi è escluso, che come noi abbiamo su timbro, autodeterminazione, ma non è assolutamente gai. Autodeterminazione è un cammino, e non mi batta uno traguardo, un arrivo. E in questo cammino chi si vuole aggiungere si può aggiungere, sempre considerando che siamo diversi.
io personalmente sono un indipendentista e che penso che l'indipendenza siete all'ordine del giorno, siete alla pagina oggi, che non siete una questione economica dell'indipendenza, quindi chi la pensano diversamente da me, però l'obiettivo è uguale, il percorso lo potremo fare che sparisi, lo potremo fare che parisi, possiamo fare che, e parlate bene, questo è un percorso difficile, difficile. Camuso, distrattore e inganno, che sono sempre pronti e presenti. Amo distrattori interni e distrattori esterni, che cercano di avere in modo che noi non facciamo spasso da innanzi. Amo distrattori interni, che cercano di assappare palliativo o condizioni sostitutive alla sovrania, all'indipendenza, all'autodeterminazione. Un distrattore, per esempio, è questo che professa una zona franca fatta turchina, che in un corpo di bacchetta magica non si paga da pruso IVA, non si paga da postassa, si vive in un paradiso a carico di chi non si iscritti, chi deve spaccare non si iscritti, visto che la sanità la stiamo spaccando su passiva, che praticamente è più o meno 3 miliardi, 300 milioni di IVA, 20 milioni di IVA lo spacciamo a Europa per restare in Europa, cioè noi che siamo gratis in Europa, stiamo spaccando 20 milioni di euro la sanno, come te le spaccano gli stati italiani esosati. In quota noi li picchiamo su, si vanno calcolata in Sardegna in base a un conteggio fiscale, matematico, si va calcolato in base a una percentuale, dopo adesso si va del sistema italiano. Più o meno noi spieghiamo su, SIVA che non ha un coefficiente 2,3-2,5% del SIVA totale del Stato italiano dopo che ha portato la quota che serve di paccare l'Europa. Questo è più o meno un calcolo e arriviamo a questa cifra già, a questa cifra che vorrà portare. Insomma, a Saine, distrattore, uno, satiro distrattore, è stata questa cosa di insularità, hanno inventato questo distrattore che praticamente è un tentativo di tornare la questione sarda da una questione di dominazione a una questione di discriminazione. Guardate bene che l'operazione è metta difficile a comprendere, che sono bravo, cioè se chiediamo un attimo in un ragionamento che è importante che tutto quanto riusciamo a entrare in questo meccanismo, cioè il tentativo è di avere in modo che noi siamo periferia di un centro. State attenti, cioè che la periferia e il centro sono parte del suo stesso contesto. Diciamo per questo ragionamento, se noi siamo periferia e quindi abbiamo una discriminazione, siamo discriminati rispetto al suo centro, però non siamo l'altra cosa, siamo sullo stesso contesto, cioè praticamente siamo Italia, tutti non che è il suo discorso sugli occhi della periferia centro, e quindi subiamo una discriminazione, la periferia è discriminata, ma noi non siamo periferia di nessuna, noi siamo un'altra cosa. Noi siamo la Sardegna, in questo territorio, che è una storia nostra, una cultura nostra, tutto un contesto nostro che in questo momento subisce l'ultimo dominatore. Come noi siamo prima romano, noi siamo prima punico, noi siamo prima spagnolo, noi siamo catalano, non siamo come italiano, quindi non siamo periferia di nessuno. Quindi la questione in Sardegna non si risolve in una questione di discriminazione. Noi non siamo discriminati, noi siamo dominati. Questa è una cosa diversa, cioè che ti ponete in una condizione di inferiorità sul territorio tuo, sul dominatore potete fare quello che chiedete, e lei fa quello che chiedete. È il vero che è nato Gavino. Siamo allevamento pulmano del coniglio che veste in Europa. Veramente, che non è possibile che vengano in occhi e di invadere le basi militari, le industrie pesanti, ma non visto i Suzuki, ma le scritte che è questa situazione dei Suzuki, in un sono senza terra, coltivano una macchina, coltivano salvinza,
ma non la potete mica verificare, non che la godino, c'è che andare il contributo sul comune, e siccome il comune la deve rismaltire, questa macchina che contiene piombo e metalli pesanti, non le smalti, che abbia che c'è scritto 6 euro la tonnellata, e te anche in curso, perché che le imbolano. E poi succede in Sardegna. Quindi che hanno entrato in una quintina, potete dare chi viene vino di macchina verificata e godita in zona del Sulucci. Costringono questo popolo a questa miseria, a questa schifezza che non sono assolutamente tollerabili. Ma vogliamo fare altro esempio, ma dopo si allunga troppo sul discorso. E Boscheglio semplicemente ponere in attenzione questo programma. Cioè noi non siamo noistasa, cioè non siamo solo su no a calesia cosa. Noi abbiamo proposte per la scuola, che consideriamo uno dei fattori più importanti. Come intenare a Bacchiretto Bannini sull'ultimo libro suo, noi non sapevamo, in sardo, noi non schiamo, ed è vero, noi non abbiamo su sapere la conoscenza che biccherete produrre prosperità a questa risorsa di questa terra. Noi non li schimo, noi schimolo. Chi è schiato ha inventato la Costa Smeralda, ha inventato. Noi siamo convinti che questo è un masso di granito, non era nulla. Hanno provato a lo zappare, a piantare il pretosimo, ma non vi hanno scritto. Quindi per noi non hanno nessun valore, noi non schiamo che vi potete essere su valore in cui. E quantas cose noi schimo, che hanno una scuola nascita in Sardegna non finalizzata al sapere, a sue schire, ma finalizzata all'integrazione forzata, alla cancellazione di una cultura, di un'economia. Cosa è il ruolo di questa scuola? Un'università che pare paracadutata in occhio, che non è funzionale al suo territorio nostro. Noi l'affrontiamo questo problema, affrontiamo il problema adesso danno che sono causati per esempio da questa occupazione militare, ma non è che in cui diventiamo integralisti a tradire Sant'Antio come di Mannaiata uno militare. Questa lista che è nata Gentinò ha partecipato a questa elezione in Sant'Antio. Mi ha detto, ma io sono militare, noi ci tenne a chi? Ma noi siamo solo noi che possiamo salvare a voi, cioè solo noi. Che noi sia cosa che a chi partiamo da un principio, nessun posto di lavoro deve essere sperdito. Questo è il principio nostro, però questa base, non tu a lavorare dai no che si devono andare, non è tollerabile che noi fabbrichiamo la gomma. Solo noi possiamo zappare i tesipote facchere di diverso. Che noi abbiamo interesse, abbiamo un obiettivo che non è sull'alimento. Merler gli spiega bene che tra le capacità camaleontiche della borghesia comporadora, che si trasforma a seconda del suo bisogno e che non un obiettivo solo, di avere in modo che sia cosa accata sia come obiettivo sull'alimento, e sia chiara che l'industria, che l'economia. Gli obiettivi sono il fallimento, che ischi dal fallimento prosperano. Isso prosperano dal fallimento, che dai cui nasce nella clientela e nasce sul potere solo. Ecco poi te, non sono ti menne. Ecco poi te non sono ti menne. E non sono ti menne non solo questo che hanno trovato Gavino, ma fino a questo che si presentano come nuovo, per esempio le 5 Stelle, sono lamentato che siamo un anno a gente che su voto utile deve votare a noi, e poi e te su voto utile a votare a Isos. Ma 300 anni sardo, come è tornato Gavino, e te mi conta, e te possono determinare 300 anni sardo sul destino dell'Italia. No, già. Potete spostare la cifra delle 5 Stelle da 39,02 a 39,1. Potete spostare. E invece abbiamo visto il termine che hanno svolto il dato in terra tua, contata. Ficciamo a Corsica, e piano veloce, come è tornato Gavino.
a Cannosi non posto di accordo hanno cominciato, prima hanno piccato una percentuale, 29%, poi che sono stata su chi manda le spochette, prima del Mannaiana la gendarmeria, del Mannaiana, poi dopo che hanno piccato su chi manda le spochette, che sta passato Macron? Che sta passato Macron? Non hanno mandato pure la gendarmeria, che è muovito su mere mano, che a narrare chi, sa cosa? È preoccupante. È preoccupante. Bene, noi lo dobbiamo preoccupare, ma parizzo, dobbiamo fare dormire pacco, lo dobbiamo fare dormire. Pacco sonno tranquillo.